Secondo arriva Gianluca. Ecco! Dai! Bravi, 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 bravo Carlo! Bravo Carlo! Sei Paolo! Grande sostegno Masci! Carlo! Rischio cazzo! Che si appoggia! Paolo! Lascia bene, va!
Ma noi ne prendiamo sempre 6-7. Ciao Dani! Ciao Dani! Bravo, bravo, bravo! Dai ragazzi! Tira così, dai! Oh, che gioco! Carlo devi andare. Bravo! Una di più! Bravo Lollo, Sulla partita non mi è piaciuto quasi niente, purtroppo paghiamo le tante assenze, i tanti infortuni che abbiamo, ci sta capitando di tutto questa stagione, a partire da Vita, da quando ci si è fatto male Simone De Angelis e passare tutti le squalifiche, insomma un'annata assorta, cominciata bene, eravamo primi fino a 3 giornate alla fine, purtroppo adesso dobbiamo lottare per arrivare terzi. La partita mi è piaciuta molto perché comunque arrivavamo rimaneggiatissimi, io sono stato tutta la settimana fuori con la febbre, il capitano aveva la febbre, gente infortunata, ma ci abbiamo messo il cuore e abbiamo vinto alla fine meritatamente, credo. E comunque il campionato di giro di ritorno abbiamo fatto benissimo e abbiamo continuato così e mancano 2 partite, vediamo di giocarcela fino in fondo. Sul nervosismo a fine primo tempo, come credi che abbiate potuto ricominciare a giocare con la testa giusta? No, è dovuto proprio a questo, perché purtroppo, come ho detto poco fa, 3 sabati fa, finale 22, eravamo primi in classifica, poi c'è successo di tutto, infortuni, squalifiche, cose clamorose e purtroppo adesso manca la testa, perché sentiamo che ci sta crollando la terra sotto i piedi e quindi giochiamo sempre con la paura, non siamo più la squadra tranquilla di prima e subiamo gol che prima non avremmo mai subito. Vabbè, un po' di nervosismo ci sta, loro soprattutto comunque si stavano giocando, adesso non so bene il secondo, il terzo posto, il primo, però ci sta un po' di nervosismo quando magari pure loro so che hanno avuto un po' di problemi fisici alti e bassi, quindi vabbè, ma niente di che, comunque la partita è stata correttissima.